Le istantanee dei cimiteri di Belluno sono desolanti, a Cusighe e ancor di più in quello urbano di Prade lo stato di degrado è imbarazzante, le manutenzioni praticamente assenti. Fa schifo, basta, non è da dire altro che fa proprio schifo. Non c'è manutenzione, non c'è pulizia, spesso dobbiamo farlo da soli. Questa è la condizione, la situazione in cui versa il cimitero urbano di Prade, il cimitero cittadino. Vedete l'erbaccia alta attorno alle tombe e praticamente l'impossibilità quasi a raggiungere i propri cari. Vergognosa, vergognosa. E tutto perché fanno privato. Invece dovrebbe venire interessati a vedere com'è. Era meglio quando c'erano i vecchi custodi e facevano anche lavori extra, tipo, non so, ti mettevano la ghiaia sulla tomba, te la pulivano. Adesso siamo in balia di noi stessi. Chiusi i rapporti con la ditta esterna a cui il comune di Belluno aveva affidato l'appalto, nei mesi scorsi l'annuncio della momentanea assegnazione del servizio all'Unione Montana. Ma la situazione non è cambiata. Ma è una vergogna perché le tasse ci sono, le paghiamo, però il cimitero è sempre peggio, non migliora. E anche quando passano a tagliare l'erba rovinano anche le altre tombe che ci sono vicine, non sempre passano a pulire poi il sopra con un aspirapolvere, così fanno un po' il desio, ecco. Cosa pensa di questa situazione? Che non è dignitoso per le persone che sono qui e per i cari che sono chiaramente all'esterno di questo luogo di preghiera e di umanità. Quindi un minimo di decoro, secondo me, in una città è necessario. L'opposizione consigliare annuncia battaglia, i consiglieri della lista Belluno e di tutti sono pronti a chiedere conto di tale degrado alla giunta Massaro. La partita delle manutenzioni carenti ovunque sta diventando un caso. Stamattina 2 operai si sono visti al lavoro in viale Tillman a Cavarzano, dove i marciapiedi sono oramai impraticabili.